perché fa piacere. Lo dico primo per me, non lo dico a te, lo dico primo per me. Però vedete, i bambini fanno questi complimenti, questi apprezzamenti gratuiti perché li sentono nel cuore. E quando Gesù dice se impariamo da loro saremo benedetti, credo che anche noi qualche volta dovremmo avere questo sentimento, ma anche verso i fratelli. Non è che dobbiamo dire alle sorelle sei bellissima, però una parola di incoraggiamento, una parola di stima, di apprezzamento cristiano, fratelli, credo che faccia solo del bene. Perché Gesù scrive che di me, che sono quello che sono stimato, sono amato e sono prezioso. E me l'ha messo per iscritto, fratelli. Credo che se lo ha scritto è perché ne abbiamo di bisogno. Quindi, Signore ci aiuti. Prego, Enzo. Alleluia. Ma noi siamo felicissimi. Vieni, Enzo, vieni. Puoi anche predicare, se vuoi. Pace del Signore a tutti. Amen. Gloria a Dio. Grazie, Signore. Vi siete mancati molto. Però siamo qui. Alleluia. E vogliamo ringraziare il Signore. Amen. Beppe, però, non solo noi maschietti dobbiamo dire sei bellissima la nostra moglie, ma qualche volta anche la nostra moglie dovrebbe dire sei bellissima. È vero. È vero o non è vero? Reciproco. Amen. Vogliamo dire Signore grazie con tutto il nostro cuore. Amen. Voglio ringraziare Dio perché Lui ha i Suoi piani, i Suoi programmi, che a volte non comprendiamo, ma poi con il tempo lo ringraziamo perché c'è stato sempre un motivo per cui Dio ha operato in quella maniera. Sono stato in ospedale per 21 giorni. Mi hanno ricoverato perché non c'era posto e prima di ricoverarmi ringrazio Dio che mio figlio Samuele mi ha accompagnato soltanto per fare una visita. Quando la dottoressa mi ha visitato mi ha detto signor Specchi adesso devo ricoverarla, ma dico ricoverate? Sì, e deve essere ricoverato subito. Ho detto ma non ho neanche salutato mia moglie, sono venuto qui per tornare a casa, se ne sanno. Lei deve essere ricoverata questa mattina, anche perché ha detto, lei è libera di decidere, perché se lei va in casa, non immagina le difficoltà che ci sarebbero per tornare. Quindi io le dico si faccia ricoverare, ringrazio il Signore per questo. 20 giorni, sapete, a me piace che non parlare subito, ma ascoltare, vedere. E il primo giorno non ho proferito parola con nessuno. Ero lì accanto a un'altra persona che aveva 3 anni più di me. Era una persona che ogni frase c'era una bestemmia. Allora ho aspettato. E poi l'ho avvicinato e gli ho detto guarda, perché bestemmi? Se credi in Dio non dovresti farlo già per principio. Se non ci credi, quello che stai dicendo è vano, perché non arriva a nessuno. E ho detto, sì, è vero. Sai, io sono un contadino, ha detto. Sono un contadino. Ho 30 campi, frutteti, tutto quanto, eccetera. E lì ho sentito veramente il Signore che mi ha detto, prendi subito la palla in balzo. E io ho detto, anche mio papà era contadino. Lo sai una cosa, ho detto, e penso che anche tu l'hai sperimentato, che il momento della semina, il momento di gioia e di sofferenza, perché non si sa se l'accordo ci sarà. E da lì, da quel discorso lì, sono arrivato al Signore. E quindi anche i contadini devono rivolgersi a Dio quando seminano, perché non si sa come andrà la raccolta, non possiamo affidarci a Dio. Sono stato lì per 10 giorni e poi mi hanno portato in altro reparto.
Ma in quei 10 giorni si è creato fra me e lui un rapporto particolare. Chiunque venisse dentro, lui mi presentava subito. E non ha più bestemmiato nella maniera più assoluta. E mi considerava un amico, a tutti quanti mi presentava come suo amico. Grazie, Signore. Poi naturalmente mi hanno portato da un'altra parte e dall'altra parte poi ho detto: Signore, qui adesso, ma Dio ha preparato ogni cosa. Mi hanno messo in una stanza da solo, c'era un altro letto ma era vuoto, non c'era su quel letto, non c'era neanche materasse, quindi nessuno sarebbe venuto, da solo. E ho avuto la possibilità di stare alla presenza del Signore e leggere la parola naturalmente. E poi, sapete cosa ho fatto? Ho preso il mio telefonino e ho messo dei candici di lode, di adorazione coinvolgenti. Lo mettevo non troppo forte, ma da quel momento tutto è cambiato, perché le infermiere che passavano davanti si fermavano un attimo e ascoltavano. Uno di quei giorni lì, ero lì che stavo ascoltando, canto Mi rialzerai, qualcos'altro, eccetera, e appena visto che è entrata la dottoressa, mi stavo cercando di spegnere, ma non ci riuscivo a spegnere il telefono. Mentre se signor Specchi, lasci stare perché voglio ascoltare, che mi piace tanto. Gloria a Dio. Grazie, Signore. E vi dico che ho avuto un'accoglienza sia dai medici che dalle infermiere. Erano quasi quasi che fossi il loro papà. Venivano a accarezzarmi la faccia, venivano, signor Specchi, il braccio, e qua e là, qualcosa di straordinario. Gloria a Dio. Abbiamo seminato il raccolto spettacolo. Amen. Noi vogliamo dire: Signore, grazie con tutto il cuore. Ma un messaggio questa sera non è una predica, un messaggio che viene dalla parola di Dio integralmente, che voglio iniziare a leggere da 1 Corinzi 13. Alleluia, grazie Signore. 1 Corinzi 13. Se parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non avessi amore, sarei un ramo risonante e uno squillante cembalo. Se il dono se il dono di profezia e conoscessi tutti i misteri e tutta la scienza e avessi tutta la fede in modo da spostare i monti, ma non avessi amore, non sarei nulla. Se distribuissi tutti i miei beni per nutrire i poveri, se dessi il mio corpo a essere arso e non avessi amore, non mi gioverebbe a niente. L'amore è paziente, l'amore è benevolo. Vorrei che dicesse un amen per ogni affermazione. L'amore è paziente, l'amore è benevolo, l'amore non invidia, l'amore non si vanta, l'amore non si gonfia, l'amore non si comporta in modo sconveniente, l'amore non cerca il proprio interesse, l'amore non si inasprisce, non addebita il male, non gode dell'ingiustizia, ma gioisce con la verità, soffre ogni cosa, crede ogni cosa, spera ogni cosa, sopporta ogni cosa. L'amore non verrà mai meno. Non ho finito. Andiamo in Giovanni capitolo 4, prima Giovanni capitolo 4, dal versetto 7. Sono dei versetti che parlano dell'amore. Sono 15 versetti e su 15 versetti per 27 volte viene scritto il termine amore. C'è il termine amore. Carissimi, amiamoci gli uni gli altri perché l'amore è da Dio. E chiunque ama è nato da Dio e conosce Dio. Chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore. In questo è manifestato in noi l'amore di Dio, che Dio ha mandato suo Figlio, unigenito al mondo, affinché per mezzo di Lui vivessimo. In questo è l'amore. Non che noi abbiamo amato Dio, ma che Egli ha amato noi. Grazie, Signore. E ha mandato suo Figlio per essere il sacrificio propiziatorio per i nostri peccati. Carissimi, se Dio ci ha tanto amati,
Anche noi dobbiamo amarci gli uni gli altri. Nessuno ha mai visto Dio. Se ci amiamo gli uni gli altri, Dio rimane in noi e il suo amore diventa perfetto in noi. Da questo conosciamo che rimaniamo in Lui ed Egli in noi, dal fatto che ci ha dato il suo Spirito. E noi abbiamo veduto e testimoniamo che il Padre ha mandato il Figlio per essere il Salvatore del mondo. Chi riconosce pubblicamente che Gesù è il Figlio di Dio, Dio rimane in Lui ed Egli in Dio. Noi abbiamo conosciuto l'amore che Dio ha per noi. E abbiamo creduto. Dio è amore e che rimane nell'amore rimane in Dio e Dio rimane in Lui. Amen. Amen. In questo è l'amore. E in questo l'amore è reso perfetto in noi, che nel giorno del giudizio abbiamo fiducia, perché quale Egli è, tale siamo anche noi in questo mondo. Nell'amore non c'è paura. Anzi, l'amore perfetto caccia via la paura, perché chi ha paura teme il castigo. Quindi chi ha paura non è perfetto nell'amore. Noi amiamo, perché Egli ci ha amato per primo. Se uno dice io amo Dio, ma odia suo fratello, è bugiardo. Perché chi non ama suo fratello, chi ha visto, non può amare Dio che non ha visto. Questo è il comandamento che abbiamo ricevuto da Lui, che chi ama Dio ami anche il suo fratello. Amen. Amen. Grazie, Alleluia. Signore. Grazie Signore Gesù, alleluia. Vogliamo dire Signore grazie con tutto Alleluia. il nostro cuore. Amen. Alleluia. Amiamoci gli uni gli altri. Amen. Questo è l'amore che viene da Dio, non è un amore umano. L'amore umano ama magari in maniera sempre limitata, ma per un tempo. Dio ci ha amati dall'eternità. Alleluia. Dall'eternità, dall'inizio Grazie, Signore. e fino alla fine. Ancora quando noi non eravamo venuti al mondo, Dio prevedeva tutto e già manifestava il suo amore. Grazie, Ed è Signore. stato un atto di amore che siamo stati concepiti nel seno della nostra mamma. E vogliamo dire Signore grazie con tutto il nostro cuore. Grazie, Signore. Alleluia. Amen. Alleluia. La parola di Dio, e concludo, dice che noi non sappiamo amare come si deve. Umanamente non ci riusciamo. È vero? Perciò il nostro Dio, il nostro Padre Celeste, alleluia, ha sparso nei nostri cuori il suo amore per mezzo dello Spirito Santo. Amen. Alleluia. Questo amore ci deve spingere ad amarci gli uni gli altri. Amen. Profondamente e senza limiti. Grazie, E Signore. l'amore ci spinge non soltanto a dare, ma ad essere e a fare. E prima di tutto l'amore ci spinge a incontrarci, Alleluia. particolarmente nella casa del Signore. Grazie, Signore. Ci spinge. Io dico che abbiamo amato le nostre fidanzate, adesso le nostre mogli che amiamo. Le amiamo e vorremmo stare sempre con loro. Se noi veramente abbiamo l'amore di Dio, ogni qualvolta la Chiesa del Signore si riunisce, dovremmo sentire bisogno, la necessità e realizzare la gioia di essere insieme nell'amore di Dio, insieme anche fisicamente. Dio sia Alleluia. Amen. Grazie, Signore. Grazie, Signore. Grazie, Signore. Grazie, Signore. Gloria a Dio. Grazie, Signore. Alleluia. Grazie, Signore. Grazie, Signore. Cosa dici? Ci alziamo le piedi. Andiamo a tornare ancora un... Sapete, un sermone non dipende dalla lunghezza, dipende dal contenuto. E stasera credo che il sermone che il Signore ci ha rivolto è molto chiaro. Poche parole. Chiaro. Vogliamo pregare. Vogliamo chiedere che il Signore ci visiti e ci riempia della sua presenza. Che quello che riusciamo a fare come credenti non dipende dalla nostra forza, dipende dalla sua forza in noi. Vogliamo pregare qualche istante che Dio riempia la sua Chiesa dell'amore che dovrebbe avere. Ce l'abbiamo, perché non dico che non ce l'abbiamo, assolutamente.
Ma io voglio dire per lei, Signore, dammene un po' di più. Cosa dite? Dammene un po' di più. Un po' di più di quello che viene da te, per viverlo con gli altri. C'è un bel canto molto semplice che dice che profondo è il tuo amore. Vogliamo intonarlo, puoi prendere qualche minuto, adorare il Signore e lasciare che il Signore possa guidarci. Volevo fare una cosa, ma penso è un po' stanco. Volevo lasciarlo qua sul pulpito e che tutta la Chiesa pregasse per lui. Spero che sia qua, che sia là, non cambia niente. Vogliamo che tutti noi facciamo una preghiera anche per il fratello Enzo, per Lucia, perché Dio può ogni cosa. Alleluia, alleluia, alleluia. Gloria. Beh, anche se c'è lui lo dico lo stesso, no? Lui ha pregato tante volte per gli ammalati. Il Signore si è servito di lui in tante circostanze. Questo è il momento dove possiamo pregare noi per Enzo, che Dio possa riversare su di lui tanta benedizione. Possa, come sta già facendo, incoraggiare Enzo e visitarlo in quello che è il suo bisogno. Alleluia, alleluia. E se siamo di pari sentimenti, il Signore lo fa. Alleluia, gloria al Signore. Sentiamoci di adorare Dio e di pregare. Il profondo è tuo amore, ma il mare non potrà, quanto è per me, quanto immenso è. Il profondo è il tuo amore, io nel cielo, più profondo del mare. con spontaneità, con sincerità.
come siamo abituati a fare. Ognuno di noi che si sente di elevare una preghiera per il fratello Enzo. Poche parole. C'è scritto che mentre Pietro era in carcere, la Chiesa era fervente nel chiedere aiuto a Dio. Vogliamo pregare per lui. Sentiamoci liberi, magari 4-5 preghiere che si sente in cuore, bastano poche parole. Alleluia. Chissà quando Enzo avrà pregato per noi in ospedale. Vogliamo pregare, continuare a pregare. Non si sentirà in pace, perché lui ci ha insegnato di pregare gli uni per gli altri. E quindi vogliamo farlo anche noi questa sera. Vogliamo pregare per il fratello Enzo. Chi si sente in cuore, liberamente, qualche parola espressa davanti al trono di grazia con fede. Alleluia, alleluia, gloria al tuo nome. Gloria al tuo nome. Meraviglioso, meraviglioso, Signore. Alleluia, gloria al tuo nome. Ti adoriamo, ti adoriamo. La Chiesa, la tua sposa si unisce. Siamo di pari sentimento, Signore, abbiamo bisogno che tu intervenga. Gloria al tuo nome. Meraviglioso sei, Signore, meraviglioso. Alleluia, alleluia, alleluia. Gloria al tuo nome, gloria al tuo nome. Gloria al tuo nome, gloria a te. Signore, la tua mano, Signore, la tua potente mano, alleluia. Gloria al tuo Signore, grazie, grazie, grazie. Padre nostro, Padre veramente tanto, Signore Gesù, per essere qui ancora questa sera, Signore. Lodare il tuo nome santo, Signore. In questa piccola assemblea, Signore Gesù, a Castelfranco, Signore del cielo. Vogliamo continuare a innalzare il tuo nome santo, Signore Gesù. Vogliamo continuare a pregare, Signore del cielo, per i fratelli e per le sorelle, Signore Gesù. Mi dispiace come uomo, Signore del cielo, se tante volte, Signore Gesù, non sono così, come dire, ascoltato, Signore Gesù. Nella preghiera, Signore del cielo, pregare per i miei fratelli e le mie sorelle della comunità, Signore del cielo. Ma ti ringrazio veramente tanto, Signore del cielo, perché hai riportato in mezzo a noi, Signore Gesù, questo fratello, Signore Gesù. E quindi il divendito, Signore Gesù, è stato di fondamentale importanza, Signore del cielo, per la diffusione del Vangelo, Signore del cielo, in questa terra difficile, Signore del cielo, in cui veramente le persone, Signore Gesù, sono molto diffidenti, Signore del cielo, e sono molto orgogliosi di se stessi, Signore del cielo. Ti ringrazio veramente tanto per il suo ministero, Signore. Gloria a te, Ti ringrazio per averci fatto ritrovare ancora oggi, Signore. Gloria a te, questa Signore. comunità, Signore del cielo. Grazie, Signore. Nella comunità in cui si è affezionato, Signore. Grazie, Signore. E ti chiedo veramente, Signore Gesù, di poter muovere quel sentimento da tutti noi, Signore del cielo. Per poter far crescere l'amore, Signore del cielo, gli uni verso gli altri. Gloria a te, Signore. Perché nella nostra cameretta, Signore Gesù, possiamo pregare le nostre ginocchia, possiamo pregare in spirito e verità, Signore del cielo. Per i nostri bisogni, per i bisogni dei nostri familiari, per i bisogni dei nostri fratelli e delle nostre sorelle. Grazie, Padre. Affinché, Signore del cielo, ogni volta che si presenta una persona alla nostra porta, Signore del cielo, nel nostro cammino, nella nostra via, Signore Gesù, possiamo parlare di te come ha fatto Enzo Specchi, Signore, Alleluia. nella sua stanza d'ospedale, Signore del cielo, affinché lo spirito della paura, Signore del cielo, che non è lo spirito di Dio, Signore Gesù, se ne possa andare definitivamente, Signore del cielo, e possa lasciare spazio, Signore Gesù, a quello spirito, Signore Gesù, non di timidezza, ma di coraggio e di fortezza, Signore. Alleluia. Che tu puoi dare, Signore. Grazie, Padre. Ti ringrazio veramente tanto, Signore del cielo, continua a essere in noi e per noi, Signore del cielo, affinché veramente lo stesso Dio di ieri, di oggi in eterno, possa condurre a compimento, Signore Gesù, l'opera sua qui nel regno, Signore Gesù, e come qui nel regno in tutte le regioni d'Italia, Signore Gesù, Alleluia. affinché la predicazione del Vangelo possa essere portata, Signore Gesù, a competenza, Signore. Grazie, E Padre. lo chiediamo nel nome del Signore Gesù Cristo, amen, amen. Amen. Grazie, Signore. Nel nome di Gesù, benedici Enzo, Signore. Gloria al tuo nome. Gloria, gloria al tuo nome. La tua mano potente. Padre nostro, grazie Signore per la tua parola che ci ricorda che tu hai sparso il tuo amore nei nostri cuori. In noi non c'era amore,
assolutamente. Gloria al tuo nome. Ma grazie perché adesso ci hai reso capaci di amare. Gloria a te, Signore. Aiutaci a lasciarci trasformare Gloria dal al tuo amore nella nostra vita. Grazie, Signore. Grazie per il fratello Enzo, Amen, Padre. benedicilo in una maniera totale. Straordinario. Questo risolto. Come tu sai fare, Signore. Come tu sai fare, Signore. In nome di Gesù, amen, amen. Grazie, Signore. Grazie, Padre. Gloria al tuo nome. Spirito Santo, Spirito di supplica, alleluia, alleluia, alleluia. Gloria al tuo nome, gloria al tuo nome, alleluia, alleluia. Grazie Signore, grazie Signore, grazie Signore. Tu ci hai insegnato, chiedete e vi sarà dato. Alleluia. Gloria al tuo nome, gloria al tuo nome, gloria al tuo nome, Signore. Donaci la fede per pregare ancora stasera. Aiuta la nostra fede a pregare con fiducia, Signore. Alleluia. Credendo che tu sei Dio e puoi ogni cosa, Signore. Alleluia. Tu sei lo stesso Dio ieri, oggi in eterno. Alleluia. Non ti manca la capacità, non hai finito la forza. Oh, la saggezza è ancora tutta tua, Signore. Tu sai quello che devi fare. Ti preghiamo insieme per Enzo, Signore, per Lucia, Signore. Ti preghiamo una benedizione particolare per la loro vita. Signore, ti chiediamo aiuto per loro. Dal cielo scenda quel balsamo, Signore, quell'olio santo, Signore. Alleluia, che procede dal trono della grazia. Fai del bene a Enzo, fai del bene a Lucia, a questa famiglia, Signore. Ti preghiamo, Dio d'amore, nel nome di Gesù, Padre. Nel nome di Gesù, questo possiamo fare, pregarti per loro. E vogliamo farlo in sincerità, con tutto il cuore, con amore, vedendo, Signore, già quello che tu farai. Alleluia, gloria al tuo nome. Tu gli farai del bene, Signore. Grazie, Padre, nel nome di Gesù. Alleluia, alleluia. Gloria e lode al tuo nome. Ora da Vasciai, la Yandai, la Ramacanda, la Rabaia. Facci avere buone notizie, Signore. Facci avere buone notizie, Signore. Alleluia, alleluia. Grazie, Dio d'amore. Grazie, Dio d'amore. Grazie, Dio d'amore. Nel nome di Gesù. Grazie, Padre. Grazie, grazie, Padre. Alleluia, alleluia, alleluia. Signore, anch'io dal profondo del cuore voglio dirti grazie, Signore, perché è un grande privilegio, Signore, poter ancora, Signore, innalzare e lodare il tuo nome. Grazie, Signore, ti diciamo grazie per come ancora hai usato misericordia verso il fratello Vincenzo Specchi. Grazie, Signore, perché è un tuo servo, è un tuo servitore, Signore, e tu lo ami, Signore, come ami tutti noi, Grazie, Signore. Padre, grazie. E ti diciamo grazie perché ancora tu una volta hai usato misericordia verso di lui, Signore. Oh, grazie, Signore, perché tu ami ognuno di noi, Signore, e ci ami di un amore particolare, Signore. Signore, noi ti diciamo grazie e ti chiediamo in modo particolare di rafforzarlo, Alleluia. di aiutarlo, Alleluia. di incoraggiarlo, Grazie. di sostenerlo. Oh, Signore, tu sei potente, Signore, a liberarlo, Alleluia. a ristabilirlo, Signore, perché noi, Signore, confidiamo in un Dio, vivente, vero e potente. Grazie, Grazie, Signore, grazie per l'opera tua, Alleluia. grazie perché tu sei il Dio dei miracoli, Grazie. il Dio vivente e vero. Grazie, Signore, perché tu sei fedele, Signore. Oh, grazie per le tue compassioni, Signore. Ti ringrazio per ancora la parola che ci ha dato. Oh, Signore, un incoraggiamento. Grazie. Vogliamo fare tesoro, Signore, e vogliamo dirti che vogliamo amarti con tutto il nostro Alleluia, cuore, alleluia, Signore. alleluia. Grazie, Signore, aiutaci a fare questo, Padre. Amen. E grazie per le forze, per l'amore, per ogni cosa
ci concedi, Padre. Grazie, Padre. Resta con noi, Signore, e ogni cosa te la chiedo nel nome di Gesù. Che benedetto. Amen. Grazie, Signore. Grazie, grazie, Padre. Gloria al tuo nome, gloria al tuo nome. Alleluia, alleluia. Oh, grazie, Signore. Grazie, Signore. Alleluia. Alleluia. Grazie. Gloria al tuo nome. Signore, grazie per le meraviglie che hai fatto, Signore. Lenzo e Lucia, Signore. Amen, Padre. Signore, che siamo stati insieme. Gloria. Signore, benedici in modo particolare. Amen, Padre. Signore, dai loro doppia parte del tuo spirito. Gloria a te, Signore. Mettiamo nelle tue mani la loro salute. Grazie, Padre. Noi sappiamo che tu puoi, oh Signore. Gloria a Tu puoi te. guarire, tu puoi sperare, tu puoi Alleluia. sanare, Signore. Amen, Nel Signore. nome di Gesù, Signore. Amen, Padre. Nella vita di Ezio, Grazie, Signore. Signore. Fiducia, Signore. Grazie, Signore, Padre. grazie, Signore. Grazie per loro, Signore. Alleluia. Grazie per il loro affetto, per il loro amore per te, Signore. Grazie per il loro sempre trasmesso a noi. Grazie, Signore, Padre. grazie per il loro esempio. Amen. Grazie, Signore, per quanto, Signore, ci sono stati vicini come Gloria al tuo nome. benedici grandemente, Signore. Nel nome di Gesù.
Amen, Padre, grazie Signore, grazie, grazie Padre, nel nome di Gesù. Gloria, 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 gloria. Signore Padre Santo, grazie Signore. Questa canzone, Padre Santo, l'ascoltavo quando avevo 8 anni, Signore. Ti ricordo quando eri a pastore di acquato, Signore. Alleluia. Quando strisciavo per le sedi di legno lungo, Signore, e sono nato e cresciuto la sua voce, Padre Santo, che ammaestrava, Signore. Padre Santo, Signore, ti prego, Padre Santo, di toccarlo, di benedirlo. Alleluia, Sempre sotto lo alleluia. strumento nelle tue mani. Grazie, Signore. Padre Santo, porta avanti la sua famiglia, Signore, tu hai dimostrato la tua gloria, Padre Santo, quale non c'è quella volta, Padre Santo. Grazie, Signore. Noi ti preghiamo, Padre Santo, di essere di pari consentimento, Alleluia. di cuore, Padre Santo. La tua Chiesa possa pregarti, Padre Santo, Signore, perché tu puoi ogni cosa, Padre Gloria a Santo. te, Signore. Certo, Signore, tu ti prenderai cura di loro, Padre Santo, nella loro famiglia, Padre Santo. Noi ti ringraziamo, Padre Santo, Signore. Ti lodiamo, ti benediciamo, Padre Santo. Grazie per la cura e per l'affetto, Padre Santo, che hai sempre avuto per i fratelli, Padre Santo. Gloria a te, Grazie, Signore, Signore. perché li hai benedetto negli anni, Padre Santo. E noi ti ringraziamo, ti Amen. lodiamo, Padre Santo. Noi sappiamo che è nelle tue mani, Padre Santo, Gloria. mani sicure e migliori non ve ne sono, Padre Grazie, Santo. Padre. Grazie, Padre Santo, per il tuo amore, Signore, Alleluia. nel nome santo di Gesù, alleluia. Amen, grazie Signore, grazie Padre. Alleluia, 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 gloria al tuo nome, gloria al tuo nome. Grazie Signore, nel nome di Gesù, Padre. Alleluia. Poiché sei grande, meraviglie fai, solo tu sei Dio, insegnami la via, nella tua verità, Signore Dio, camminerò e ti celebrerò con tutto il mio cuore e il tuo nome per sempre glorificherò, poiché sei grande, meraviglie fai, solo tu sei Dio, insegnami la via, nella tua verità, Signore Dio, camminerò e ti celebrerò con tutto il mio cuore ed il tuo nome per sempre glorificherò. Signore, tu fai meraviglie. Ogni preghiera, ogni lacrima, ogni grido, ogni sospiro è davanti al trono tuo. E siamo sicuri che tu stai già facendo, hai già fatto qualcosa di prezioso per esso. Benedicilo ancora, te lo chiediamo, nel nome di Gesù. Amen. 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 Accomodiamoci. Gloria a Dio. Vogliamo leggere qualcosa insieme della parola? Uno dei migliori consigli, il pensiero che ho condiviso stamattina a Bassano, ma uno dei migliori consigli che Gesù ha dato a quanti stavano per fare la decisione più importante della loro vita, quella di seguire. Nel Vangelo di Matteo, sarò brevissimo, dal verso 6, so che non mi credete, ma vedete che non resterò tanto tempo, il verso 25, una frase che tutti noi conosciamo, ma consideravo questa mattina, veramente questa mattina in questi giorni, dice così la parola del Signore. Perciò vi dico, non siate in ansia per la vita vostra,
di cosa mangerete o di cosa berrete, né per il vostro corpo di che vi vestirete. Non è la vita più del nutrimento e il corpo più del vestito? Guardate gli uccelli del cielo, non seminano, non mietono, non raccolgono in granai, e il Padre vostro celeste li nutre. Non valete voi molto più di loro? E chi di voi può con la sua preoccupazione aggiungere un'ora sola alla durata della sua vita? E perché siete così ansiosi per il vestire? Osservate come crescono i gigli della campagna. Essi non faticano e non filano. Eppure io vi dico che neanche Salomone, con tutta la sua gloria, fu vestito come uno di loro. Ora, se Dio veste in questa maniera l'erba dei campi, che oggi è e domani è gettata nel forno, non farà molto di più per voi, o gente di poca fede? Non siate dunque in ansia dicendo che mangeremo o che berremo e di che ci vestiremo, perché sono i pagani che ricercano tutte queste cose. Ma il Padre vostro celeste sa che avete bisogno di tutte queste cose. E questo è il consiglio. Cercate prima il regno e la giustizia di Dio, e tutte queste cose vi saranno date in più. Non siate dunque in ansia per il domani, perché il domani si preoccuperà di se stesso. Basta a ciascun giorno il suo affanno. Benedici la tua parola, Signore. Ti prego, Signore, aiutami a essere conciso, chiaro, per poter parlare ancora a me prima ancora una volta, ma a tutti noi secondo la tua volontà. Grazie già di quello che ci hai detto prima, Signore. E ancora questo, Signore, aggiungilo al nostro cuore, perché desideriamo comprendere e fare la tua volontà, nel nome di Gesù. Amen. E come dicevo, un buon consiglio che Gesù dà a delle persone che devono fare o che stanno per fare una scelta. E Gesù all'inizio del suo ministero, se leggete nel capitolo precedente, il capitolo 4, a un certo momento c'è questo inizio di ministero e grandi folle stanno seguendo Gesù dalla Galilea, dalla Decapoli, da Gerusalemme, dalla Giudea. Perché? Perché Gesù stava facendo delle cose straordinarie. Pensate, sono 400 anni che nel popolo di Israele non c'è un profeta, non c'è un uomo di Dio, non c'è un uomo che faccia da parte di Dio le cose che Gesù sta facendo in questo momento. Guarisce, libera, provvede. Guardate, dice qua, la sua fama si sparse per tutta la terra, per tutta la Siria gli recarono tutti gli ammalati, colpiti da varie infermità, vari dolori, indemoniati, epilettici, paralitici, ed egli li guarì. Quindi questo agire di Gesù stava chiamando tantissime folle, dice che grandi folle lo seguivano, e noi siamo consapevoli che seguire Gesù è bello, ma prima di fare una scelta per Gesù bisogna essere consapevoli di cosa comporta. Siete d'accordo? E Gesù qui si trova con tanta folla, ha già fatto tanto perché sta predicando il Vangelo del Regno, e questo Vangelo del Regno comporta queste opere potenti da parte del Signore, e con tutta questa folla si siede in cima a una collina perché queste persone devono decidere cosa fare. Lo stanno seguendo per quello che hanno visto, ma sappiamo che essere cristiani non è solo guarigione, non è solo liberazione. Cosa dite? Ci sono anche situazioni un po' difficili, e quindi il Signore sta in questo momento, il primo insegnamento che Gesù dà ufficialmente a tutte queste persone, si mette in cima a un monte e comincia a insegnare ai suoi discepoli e alle folle. Sta dicendo delle cose importanti, perché il Signore non ci dice seguimi e va tutto bene, ci dice seguimi e ci saranno delle situazioni che ti metteranno in difficoltà. Pensate all'Apostolo Paolo, quando viene chiamato da Gesù, a un certo punto gli manda Anania a dirgli: Paolo, vai a dire a Paolo quali difficoltà avrà per amore del mio nome. Là Paolo scelse lo stesso, perché Gesù è chiaro con noi. Dio ci liberi da un messaggio troppo dolce del Vangelo, quando ti viene proposto segui Gesù e andrà tutto bene. Non è vero, perché nel Vangelo c'è una grande benedizione, ma a volte ci sono anche delle grandi difficoltà.
Ci sono delle vittorie, ma ci sono anche delle prove. Cerco di andare un po' avanti. Gesù insegna su cosa? Sulla benedizione. Capitolo 5 comincia: beati i puri di cuore perché vedranno Dio. Che bello! Vedere Dio, vedere l'opera di Dio è fantastico. Noi crediamo perché abbiamo già visto l'opera di Dio e un giorno vedremo Dio, ma poi anche non si ferma lì. Beati i puri di cuore, ma anche poi qualche verso successivo: beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno, mentendo diranno contro di voi ogni sorta di male per causa mia. Non c'è solo la benedizione, c'è anche la difficoltà. Per questo Gesù è chiaro. Vuoi seguirmi? Ti devo dire tutte le cose. E poi non solo questo qua, a un certo momento parla anche della responsabilità di essere un cristiano. Sto correndo, perché qualche verso ancora dopo dice: voi che state decidendo, spero che tutti noi abbiamo già deciso, fratelli, ma se c'è qualcuno che deve ancora decidere realmente, ascolta queste poche parole, perché dice a questi credenti che lo stanno seguendo perché vedono cose meravigliose: voi siete la luce del mondo. Voi siete il sale della terra, non potete nascondervi. Abbiamo una responsabilità, è vero, e Gesù ci mette davanti le responsabilità, ma anche poi ci dice anche delle possibilità che sono fantastiche, perché a un certo momento, scusatemi, sta parlando a un popolo di ebrei abituato a vedere dei religiosi, dice: c'è di più, se mi seguite, ci sono le responsabilità, ma c'è la possibilità che la vostra giustizia superi quella degli scribi e dei farisei. Cioè sta dicendo: c'è di più di una religione, c'è di più di quello che avete visto finora. Pensate, era un rivoluzionario Gesù, ma doveva dire queste cose, doveva insegnare ai suoi. Gesù è chiaro, non dice seguitemi e poi vedremo. No, se tu vuoi seguirmi, addirittura a un certo punto dice: devi rinunciare a te stesso, prendere la tua croce e seguirmi. E quando Pietro gli dice: e cosa ne avremo di vantaggio noi che abbiamo lasciato tutto? Non ti preoccupare. Allora sì, ti dice: non preoccupare, perché se l'hai fatto per amore di me, ne avrai 100 volte tanto più la vita eterna. E arriva a un certo momento da queste persone che stanno valutando una decisione. Continueremo a seguire Gesù. Perché dico questo, fratelli? Perché la Bibbia ce lo insegna. Sapete quante migliaia di persone hanno seguito Gesù durante il suo percorso terreno? Quanti ce n'erano sotto la croce? 4. Le 3 Marie, si dice, e la mamma di Gesù, le altre 2, e Giovanni Battista. Quindi questa valutazione deve essere ponderata. Non puoi seguire Gesù per un po' e poi abbandonare. Per questo Gesù è chiaro. Mi seguite? È vero che Gesù ci libera dai problemi, ma è vero che con Gesù ci vengono anche dei problemi, perché c'è il nemico delle anime nostre che non ci lascia stare, vuole che torniamo indietro. E Gesù è chiaro. Allora disse alle folle, a questi che stanno seguendo, dice una cosa molto bella: propone un miglioramento. Non so se tu sei contento della tua vita, è un affare tuo, tu lo sai, però queste persone, cerco di condensare, un miglioramento della loro vita. Quando ha finito tutto questo discorso, il sermone sul monte, Gesù si esprime così: colui che avrà ascoltato le mie parole e le avrà messe in pratica è paragonato a un uomo che costruisce una casa e la edifica sulla roccia. Sono venuti i venti, le fiumane, è venuta la tempesta, ma quella casa è rimasta in piedi. Amen. Mentre poi dice: chi invece non lo fa, quella casa sarà in rovina. E ciò che Gesù ci propone è qualcosa che ha un valore eterno. Cioè, quando parla di una casa che sta in piedi, non sono solo che risolve i nostri problemi familiari, grazie a Dio. Grazie a Dio, perché se non ci fosse Lui, grazie a Dio che Lui è in mezzo ai nostri matrimoni, ma sta dicendo che ci dà una casa, cioè una speranza che starà in piedi anche nel giorno più difficile della nostra vita, anche nella morte staremo in piedi, gloria a Dio, perché entreremo nell'eternità. Questo è il pensiero, una casa che sta in piedi per l'eternità, gloria a Dio. E parla a delle persone che purtroppo, cercate di seguirmi, il popolo ebraico è abituato a un tipo di religione da bambini. Cerco di spiegare.
C'è un fratello a Bassano che se io dicessi questa, stamattina gliel'ho detto online perché non c'era in chiesa, gli ho detto spero che tu mi stia seguendo e ti ribadisco questo concetto, perché ha una fissazione sui 10 comandamenti. Enzo sa già di chi parlo. Ha una fissazione, lui quando parla della Bibbia parla dei 10 comandamenti, lui li scriverebbe dappertutto, lui vorrebbe che la Chiesa avesse i 10 comandamenti stampati dappertutto. Però è vero, i 10 comandamenti sono una cosa bellissima, ma non ti porteranno mai alla salvezza. Dico questo, forse voi vi ricordate quasi tutti i 10 comandamenti, però pensate, i 10 comandamenti sono la religione dei no. Non rubare, non ammazzare, non desiderare, non dire falsa testimonianza, non andare via il sabato, stai a casa. Io l'ho definita, mi prendo la mia responsabilità, la religione dei bambini. Perché ai bambini, fino a maturità, quante volte hai detto ai tuoi figli, guardo Laura, Francesco, e non toccare qua, e non fare questo, e non fare quello. È tutto un no quando sono piccolini, perché loro ingenuamente vanno in cerca di tutto. Difficilmente un papà gli dice continua a fare qualcosa a una mamma, perché vanno in cerca dei pericoli. E così in Israele i 10 comandamenti erano tantissime negazioni, anche la legge. Mentre, gloria a Dio, quando è arrivata la grazia, Gesù non ci dice più non fare, ma ci dice di fare agli altri quello che vorremmo fosse fatto a noi. È diverso, perché quando tuo figlio ha 30 anni, 40 anni, ti fidi di dargli il bancomat e di dire vammi a fare un prelievo, ma un bambino di 5 anni non gli dai il bancomat in mano perché te lo perde, guai se lo tocca. E così la legge ci porta a capire quanto abbiamo bisogno di Gesù, perché poi con Gesù ci sono delle cose migliorative. Qua dentro, io per primo, se dovessimo essere salvati per i 10 comandamenti, nessuno sarebbe salvato, nessuno. E Gesù, che è figlio di Dio, che lui era lì quando davano le leggi a Mosè, lui era l'angelo dell'Eterno a cui è stato dato il compito di promulgare la legge a Mosè, era lì, ma quel Gesù che ha avuto questa fenomenale idea di dare la legge a Mosè, scusatemi, seguitemi, a un certo momento quando si è fatto carne e ossa ed è cominciato a insegnare, lui che è stato il legislatore di Mosè, come legislatore cambia quella legge, non la sminuisce ma la migliora. L'altro giorno, dicevo stamattina, in carcere ho parlato con dei detenuti, mi hanno guardato male, quando ho parlato di occhio per occhio, dente per dente. Sapete, là vorrebbero tutti vendicarsi di quello che succede. Ho cercato di spiegare che occhio per occhio, dente per dente, non è la vendetta che intendiamo. Ma quando Dio ha detto occhio per occhio, dente per dente, non ha detto vendicati su tuo fratello. Ha detto, se tuo fratello ha sbagliato per occhio, gli devi far pagare per occhio, non per 2 occhi o per 3 occhi. Sta dicendo al legislatore, sii onesto quando devi giudicare. Se ha sbagliato 10, non fagli pagare 100, fagli pagare 10 occhio per occhio, dente per dente. Ma Gesù, a un certo momento, come Dio, entra in questa legislazione che era durata fino a quei giorni e dice con la sua autorità divina, voi avete udito che si dice occhio per occhio, dente per dente, ma io altresì vi dico, amate i vostri nemici, pregate per quelli che vi perseguitano. C'è un miglioramento della grazia. La legge è da bambini, la grazia è per uomini fatti, gloria a Dio. Ed è bellissimo, e queste persone si trovano a dover decidere. Pensa, questi religiosi ci hanno sempre detto una cosa, arriva Gesù e ce ne dice un'altra. Alleluia. Voi avete udito che fu detto ama il tuo prossimo e odia il tuo nemico, ma io vi dico amate i vostri nemici, pregate per quelli che vi perseguitano, affinché siate figlioli del Padre vostro che è nei cieli, poiché Egli fa levare il sole sui malvagi e sui buoni, e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Se infatti amate quelli che vi amano, che premio ne avete? Sta dicendo agli ebrei, dovete amare anche i pagani, che per loro era impensabile. Pensate a Pietro che crisi di coscienza quando quel mantello dal cielo dice vai da Cornelio, no non vado perché è un pagano, vai da Cornelio, no non vado perché è un pagano, vuoi andare su o no?
va bene, vado da Cornelio. C'era una crisi, perché una cultura di 3000 anni, veramente trasformata da un patriottismo, perché Gesù non ha detto di non andare dai pagani, Gesù ha detto di non fare come i pagani e di averla solo con gli ammoniti e i moabiti, perché si sono comportati slealmente. Ha detto non entreranno nel popolo di Israele. E lì Pietro va dai pagani. Che bello. Allora c'è questa bellissima realtà che Gesù sta proponendo. Volete seguirmi? Sappiate che non ci sono solo i miracoli, ci sono anche delle difficoltà, delle prese di coscienza, delle responsabilità che abbiamo. E allora cosa fa? Arriva lì, devo finire, e dice, bene, avete capito? Volete seguirmi? C'è anche questo. Non vi dovete accontentare di quello che avete avuto fin adesso. Io sono venuto non per cancellare la legge, ma per migliorarla. Perché la grazia migliora i 10 comandamenti. Qualche anno più tardi Paolo, scusatemi, si permette di dire, chi rubava non rubi più, ma lavori piuttosto onestamente. Ma non solo per mangiare, ma per far parte agli altri di quello che guadagna. Vedete il miglioramento della grazia. Con i 10 comandamenti non vai da nessuna parte. Cosa sta dicendo Gesù? Quello che ha detto Enzo alla fine. La grazia ti permette di amare il prossimo, perché l'adempimento della legge, quella che loro amavano, era ama il prossimo tuo come te stesso, perché questo è l'adempimento della legge. E allora, arrivo al finale, Gesù dà questo consiglio. Volete seguirmi? Vuoi seguirmi? Vuoi essere cristiano? Sappiate che lì il cristianesimo non c'era ancora, c'era solo Cristo. Il cristianesimo arriva 2 anni e mezzo dopo la sua morte e risurrezione. Lì comincia il cristianesimo, lì c'è solo Cristo che dà delle informazioni. Cristo che è il leader del cristianesimo, che fa delle cose potenti. Per un piccolo momento delega dei suoi discepoli che fanno le stesse cose, ma poi la Chiesa non c'era ancora, la Chiesa nasce dopo la risurrezione di Cristo, comincia il cristianesimo. E allora queste persone, intanto, non so chi di voi ha studiato, le nozioni che vi hanno date a scuola non le avete messe in pratica subito, le avete messe in pratica dopo. Spero che nessuno abbia fatto il dottore prima di essere stato laureato, perché sei passibile di pena. Bassano c'è stato un signore che ha fatto il ginecologo per 35 anni senza avere la laurea. Ce ne sono. Gesù prima insegna, poi, se vi ricordate, quando Pietro e gli altri, non ci ricordavamo noi di quello che ci ha detto il maestro. Bellissimo. Devo concludere. Allora viene dato un consiglio per me bellissimo. Vuoi seguirmi? Solitamente il testo che abbiamo letto, mi riposo un attimo, viene usato in questi tempi perché si dice che l'ansia, la depressione è la malattia del secolo. Gli ansiolitici sono i medicinali più venduti e si dice state tranquilli, in questo tempo il Signore provvede, ed è vero. Ma lì sta parlando a un popolo che deve fare una scelta. E in particolare, forse l'ho detto martedì sera, deve lasciare tutto. Pietro e Giovanni avevano una bella attività di pesca e Gesù gli ha detto seguimi. Hanno mollato tutto. Matteo prendeva un bello stipendio, era finanziere e Gesù gli ha detto lascia la gabella, vieni dietro a me. E sta dicendo una cosa fondamentale. Non sto dicendo che dobbiamo fare i passivi, come stamattina mi sono permesso di dirlo, stare lì a bocca aperta che il Signore provvede, perché credo che tutti noi abbiamo pregato per avere un lavoro e il Signore ce l'ha provveduto. Tutti noi abbiamo pregato per avere una casa, il Signore ce l'ha provveduta. Qualche volta, non mi vergogno di dirlo, abbiamo pregato per avere dei vestiti e il Signore ce li ha provveduti. Abbiamo pregato per avere qualcosa e il Signore ci ha provveduto. Non abbiamo di più, ma abbiamo quello che abbiamo bisogno e il Signore ci soddisfa. E arriva dicendo una cosa: seguitemi e non siate in ansia. Dice qua, non preoccupatevi, dovete fare solo una cosa: cercare prima il regno di Dio e un'altra cosa, cercare la giustizia di Dio. Cerco di condensare.
persone a cui viene dato un consiglio, devono decidere, non decidere, cosa facciamo, cosa non facciamo. La storia ci insegna che poi molti hanno deciso di non andare con Gesù. Però lui dà questo consiglio: venite, tanto vi posso portare la vostra attenzione ai passeri. I passeri non seminano, ma se mi seguite io provvederò per voi. Come? Perché attraverso un lavoro secolare Dio provvede. Possiamo parlare di miracoli, Dio provvede anche nei miracoli, ma Dio provvede come è giusto per noi. Guardate i gigli non filano, però c'è una bellezza in quello che Dio fa. E se non possiamo essere d'accordo su un abbigliamento uguale per tutti, noi possiamo dire che davvero l'abbigliamento che Gesù ci ha dato dentro il cuore è fantastico. Dio ci ha rivestito di una cosa bellissima nel cuore, come dice Pietro alle donne, alle sorelle, ma lo dice anche ai fratelli: la vostra bellezza non sia l'esteriore, ma sia l'interiore, quelle belle cose che ci sono dentro il cuore. E io sono felice perché Dio ha preso quegli stracci che c'erano, mi ha dato una dignità, mi ha dato un vestito almeno bianco, gloria a Dio, ed è investito dentro. Sapete, io ho lavorato un po' nell'abbigliamento, si prendono le misure, si fanno gli standard, che taglia forti, 56 taglia larga, poi la pancia, poi i pantaloni che vanno giù, tutte quelle cose. Ma Gesù ti guarda e ti dà un abbigliamento che nessuno può prenderti le misure, quelle dentro del cuore, te lo dà per te, gloria a Dio, ed è tuo, non puoi darlo a un altro. E allora il Signore ti dice: non preoccupate del mangiare, non preoccupate del vestire, guarda quello che c'è intorno a te, io so provvedere. E arriva, dice, devo finire in 3 minuti. Dice una cosa: cercate prima. Cosa vuol dire? Succede, perdonatemi, devo tenerli un po' desti. Dove sono gli occhiali? Non trovo più gli occhiali, dove sono? Sapete, noi cerchiamo quello che non abbiamo. Perché se tu hai gli occhiali in mano puoi cercarli? No, ce li hai già. Quindi Gesù sta dicendo di cercare quel regno che era molto allettante. Perché vedere Gesù che faceva quelle cose, le persone avevano desiderio, andavano, vedevano cose meravigliose, e a Gesù non ha detto: non seguitemi, ma cercate questo tipo di regno che è fatto di cose belle ma anche di responsabilità. Cercate un regno che non è in un luogo, che non è in una regione, che non è in una funzione, ma a un certo momento Gesù dice chiaramente: il regno di Dio è dentro di voi. Ci credete? Io sì. Non è in un luogo, non è in una denominazione. Il regno di Dio, quello vero, è dentro i nostri cuori. Quando nei nostri cuori sentiamo questo desiderio di avere Gesù nella nostra vita, di avere quel regno che è diverso. Fino a qualche giorno prima nel mio cuore c'era il mio io. A un certo punto ho dovuto cambiare e dire: il mio regno lo metto da parte e metto quel Dio che mi ha tanto amato e lo faccio sedere al primo posto nella mia vita. Questo vuol dire cercare il regno di Dio. Non so se dico una sciocchezza, perdonatemi, non so se si possono avere 2 passaporti, 3 passaporti o 2 o 3 nazionalità, non lo so se è possibile. Si possono avere 2 nazionalità? Sì. Beh, questo sono quello che fanno gli uomini, con Gesù non puoi, devi averne una. O quella del regno dei cieli o quella del regno terreno. Dobbiamo decidere, lui non fa eccezioni. O sei nel regno dei cieli o sei nel regno secolare. Non voglio dire delle tenebre, ma si dovrebbe dire. E allora si cerca qualcosa che non sia un regno che non è terreno ma è dentro di noi. Un regno dove il re è diverso, dove non è un re che ti sfrutta come Saul, ma è un re che paga per te. Gloria a Dio! Sarebbe bellissimo che in Italia il nostro primo ministro dicesse: con tutti i soldi che ho, pago io tutte le tasse per voi. Amen. Gloria a Dio! E questo è il regno di Dio, perché Gesù ha pagato tutte le nostre tasse con il regno dei cieli, ha messo un assegno in bianco, ha pagato le tasse passate, ha pagato le tasse presenti, ha pagato le tasse future, perché il sangue di Gesù ci lava da ogni peccato, e quella era la tassa nostra, dovevamo pagare quel debito, ma il nostro re ha aperto i tesori della grazia e ha lavato ognuno di noi. Ma quale re? Quando Israele chiedeva a un re, Samuele molto contrariato, ha detto: ma guarda cosa ti chiedo, Samuele, non prendertela. Non è che hanno rifiutato te, hanno rifiutato me. Vogliono un re, noi glielo diamo.
Però digli da parte mia che quel re prenderà i suoi figli, i loro figli, prenderà le loro figlie, prenderà i loro cavalli, prenderà i loro terreni, prenderà i loro soldi e ne farà un uso personale. Questi sono i re della terra, ma il re del cielo, gloria a Dio, è un re che ha pagato per noi. Lui nella croce ha pagato il più grande debito che noi avevamo col Padre celeste nei cieli. Finisco l'ultima cosa, un re diverso, un regno che ha caratteristiche straordinarie. Bellissimo, bellissimo. Capitolo 14 di Romani, verso 17, dice: perché il regno dei cieli non consiste né in vivanda né in bevanda. Pensate agli ebrei, tu gli dici una cosa del genere, e non mangiare questo, e non fare questo, e non bere quello, e non fare questo. Quando a un certo punto Gesù ha detto, dicendo queste cose, mi si illuminano gli occhi, ha reso pure tutte le cose, anche le posticine di maiale e ferro. Gloria a Dio! Ma e gli ebrei mica le possono mangiare, i musulmani mica, ma Gesù ha reso pure, scusate vi faccio sorridere, sono dormite, ma ha reso pure tutte le cose. E dire agli ebrei che non consiste in vivanda e bevanda quando non dovevano toccare certe cose, era una cosa straordinaria, un regno di libertà, dove non sei più soggetto a delle prescrizioni che ti umiliano, ma dove sei soggetto a delle indicazioni che elevano l'anima tua fino a dare la vita per i tuoi amici. Che bello, bellissimo. Allora devo finire. Questo regno che interessava necessitava dell'ultima cosa, perché a volte non si scinde da cosa. Il regno e la giustizia. Sono due cose diverse che devono andare per insieme. Il regno è tutto quello che, guardate, ci sono persone nelle nostre chiese che vengono volentieri. Come diceva Enzo prima, gli piacciono i canti. Piacciamo anche noi stranamente, gli piacciamo perché siamo onesti, perché siamo disponibili, perché ci disponiamo. Gli piacciono i miracoli, ti chiedono anche di pregare. Sanno che Dio ci risponde. Questo regno che noi manifestiamo, perché è il regno di Dio quello che noi diciamo, non è la Chiesa evangelica, è il regno di Dio, è il messaggio della speranza, dell'amore di Dio, alleluia! Ma questo regno che piace a tanti, per poterci entrare, cioè per essere partecipi, necessita di una chiave d'accesso, di una password, che è la giustizia. Forse il regno l'hai trovato, adesso però hai bisogno della giustizia. E questa giustizia te la può dare solo Gesù. Perché per entrare nel regno dei cieli bisogna avere la giustizia che ti viene offerta gratuitamente da Gesù Cristo il Signore, mediante la fede nell'opera sua. Non so se sono riuscito a spiegarvi la bellezza di una Chiesa, la bellezza delle opere di Dio, la bellezza della presenza del Signore, la gioia di essere i Suoi figli. La possono vedere. In un certo momento per entrare ci vuole un lasciapassare, che è ricercare anche la giustizia di Dio. E quella giustizia è solo nell'opera salvifica di Gesù Cristo Signore. Concludo con questo verso un po' lungo, ma lo voglio leggere e finisco davvero. Alleluia. Allora io faccio pubblicità occulta. Io sono di Marostica. C'è una cosa molto bella a Marostica, è la partita a scacchi. Non so quanti di voi hanno avuto modo di vederla. Io da marosticense l'ho vista 2 o 3 volte, ma sempre di frodo. Non ho mai pagato il biglietto, perché purtroppo costa parecchio. E poi io di Marostica che pago per vedere la partita a scacchi al mio paese, non entrava nei miei pensieri. Non è possibile, quella è casa mia, in qualche modo arriverò dentro. Allora qualche volta la vedevo dai balconi, qualche volta riuscivo a entrare in qualche maniera per un amico, però non l'ho mai vista. Però consiglio a tutti di andarla a vedere, perché una volta nella vita, se avete possibilità, è una bella cosa. Costa qualcosina, però così, se uno ha il desiderio va a vedersi. Allora, perché dico questo? Perché a volte, come succedeva a me, vivevo intorno alla partita, però se non portavi lì il biglietto,
per quanto tu conoscessi le persone, dicevano torna indietro e non entri, ma sono di Marostica, ma conosco, torna indietro perché se non hai il biglietto è così. Nel regno dei cieli è la stessa cosa, tu puoi bussare alla porta, tu puoi presentarti, tu puoi girare intorno, ma se non hai lascia passare, non entri, neanche Nicodemo è entrato, perché se non nasci di nuovo non puoi né vedere né entrare nel regno di Dio. Era lì, ce l'aveva davanti il regno di Dio, era a un passo dalla sua bocca. E quindi devo leggere questo testo che lo leggo con gioia. Romani 10 verso 1 dice: fratelli, il desiderio del mio cuore e la mia preghiera a Dio per loro è che siano salvati. Stavano vedendo il regno di Dio, ma non erano ancora entrati. Io rendo loro testimonianza infatti che hanno zelo per Dio, ma zelo senza conoscenza, perché ignorando la giustizia di Dio e cercando di stabilire la propria, non si sono sottomessi alla giustizia di Dio, poiché il termine della legge per la giustificazione di tutti coloro che credono. Infatti Mosè descrive così la giustizia che viene dalla legge: l'uomo che farà quelle cose vivrà per esse. Invece la giustizia che viene dalla fede dice così: non dire in cuor tuo chi salirà in cielo, questo è un farne discendere Cristo, né chi scenderà nell'abisso, questo è un far risalire Cristo dai morti. Che cosa dice invece? La parola è vicino a te, nella tua bocca, nel tuo cuore. Questa è la parola della fede che noi annunciamo. Perché? Se con la bocca avrai confessato Gesù come Signore e avrai creduto con il cuore che Dio lo ha risuscitato dai morti, sarai salvato, cioè avrai la giustizia di Dio. Difatti dice ancora: infatti è con il cuore che si crede per ottenere la giustizia e con la bocca si fa confessione per essere salvati. Difatti la scrittura dice: chiunque crede in Lui non sarà deluso. Bellissimo, bellissimo. Signore, aiutaci, se non abbiamo ancora deciso di decidere di seguirti, perché la tua vita può migliorare. Forse avrai qualche problema in più, penso ce ne può raccontare di storie di persone, ma anch'io te ne potrei raccontare, che una volta convertite magari qualche problemino più in famiglia l'hanno avuto, però sono ancora fermi nella fede, gloria a Dio, sono ancora fermi là. E allora c'è possibilità di migliorare la tua vita, non accontentarti di guardare la partita a scacchi da fuori. Stamattina cerca dove fanno una partita a scacchi, una rostica, e poi paga il biglietto, credi in Gesù e tu entrerai in questo bellissimo scenario per goderti qualcosa che umanamente a me piace, poi può darsi che a te no, ma c'è qualcosa di più di una partita a scacchi, c'è il regno di Dio, che è un regno che vale la pena appropriarsi di quel biglietto per fede ed entrare in questo regno meraviglioso, che è l'opera del Signore. Chi crede in Lui non sarà deluso. Allora, io vorrei credere che tutti noi abbiamo deciso di seguire Cristo. Ma se per caso stiamo ancora girandoci intorno perché ci piace ma non siamo entrati in questo regno, ti incoraggio stasera. Credi in Gesù con tutto il tuo cuore. Che Lui è morto per i tuoi peccati. Credi che Lui ha pagato per i tuoi peccati ed è risorto per la tua giustificazione. Fai tuo questo messaggio, accettalo nel cuore, chiedi al Signore di salvarti e tu potrai essere non solo spettatore del regno dei cieli come era quello, guarda quante cose sta facendo, ma essere protagonista di un regno glorioso che non avrà mai fine. Alleluia. Non preoccuparti, perché stai avendo a che fare, se farai così, con un Padre che sa chi sei e sa di cosa hai bisogno. Non ci sarà situazione dove non sentirai la sua presenza, la sua benedizione, il suo aiuto. Entra in questo regno, ti incoraggio. Fai tu quella opera di redenzione meravigliosa che ha compiuto Gesù per te e per me, per non farci spettatori, ma protagonisti di un regno che ha una estensione eterna. Vogliamo alzarci in piedi? Alleluia. C'è quel canto, credo che ce l'abbiamo qua. Ho deciso di seguire Cristo. Vogliamo intonare e vogliamo lasciare qualche istante che la parola arrivi e se ancora
non ti sei appropriato di quel biglietto, è gratuito anche questo, perché Cristo ha pagato col suo sangue il prezzo della tua entrata nel regno dei cieli. Ti posso garantire, la tua vita migliorerà. La tua vita migliorerà. Migliorerà perché vedrai delle cose che forse ne stai solo sentendo parlare. La gioia, la pace, la felicità, la forza, l'aiuto, la comunione con Dio. Qualcosa che solo Dio può darti, perché è dentro quel regno dei cieli che molti stanno vedendo, ma non tutti vogliono entrare. Stasera quel biglietto si chiama Gesù Cristo Signore, e se tu lo desideri, il Signore ti darà accesso a quel regno meraviglioso, riponendo la tua fiducia in Lui, dicendo semplicemente con tutto il cuore: Signore, io desidero entrare nel regno dei cieli. Aiutami, Signore, a fare mio quel sacrificio, Signore, a credere con tutto il cuore e non avere paura di ringraziarti, proclamare con la bocca che tu sei morto per me, Signore, affinché possa entrare anch'io a essere parte di quest'opera meravigliosa. Abbiamo trovato? Alleluia, 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 alleluia. 197. Gloria al tuo nome. Gloria del Signore. Di seguire Cristo, io ho deciso di seguire Cristo, io ho deciso di seguire Cristo, indietro non tornerò. Non lascio la croce afferro, il mondo lascio la croce afferro, il mondo lascio la croce afferro, indietro non tornerò. Se Gesù viene con me, ancora lo seguirò. Se Gesù viene con me, ancora lo seguirò. Se Gesù viene con me, ancora lo seguirò. Indietro non tornerò. Decidi ora di seguire Cristo, decidi ora di seguire Cristo, decidi ora di seguire Cristo, indietro non tornerò. Se Gesù viene con me, ancora lo seguirò. Se Gesù viene con me, ancora lo seguirò. Se Gesù viene con me, ancora lo seguirò. Indietro non tornerò. Decidi ora di seguire Cristo, decidi ora di seguire Cristo, decidi ora di seguire Cristo,
sera ho il cuore di chiedervi questo: se ancora ti accontenti di essere spettatore o vuoi essere protagonista, di girare intorno al regno di Dio o di entrarci. Tu sai se sei dentro o fuori, io non posso conoscere il tuo, ma se per caso sei fuori, ti chiedo stasera, decidi di seguire Cristo costi quello che costi. Non accontentarti di stare fuori, sii partecipe, sii coinvolto, decidi di seguire Cristo, di mettere la tua fiducia in Gesù e il Signore ti farà entrare in quest'opera meravigliosa. Non suoneranno le campane, non vedrai televisione, ma la tua sincerità stasera basta per dire a Gesù: Signore, ho bisogno della tua giustizia, perché voglio trovare dentro di me quel regno tuo che forse ancora non ho realizzato appieno. Se stasera decidi questo, ti incoraggio, decidi di seguire Cristo, decidi di seguire Cristo, metti la tua vita nelle sue mani, fidati di Lui. E domani cosa sarà? Gesù dice anche questo: il domani è sollecito a se stesso, basta stare a ciascun giorno il suo affare. Decidi stasera e lascia che Gesù si prenda cura di te anche domani. I passeri non si preoccupano di domani, non hanno i granai, non hanno il frigorifero, non si fidano. Stasera ti incoraggio, fidati di Gesù, metti la tua vita nelle sue mani, decidi di entrare in quel meraviglioso regno che è dentro di te, dove Gesù merita di sedersi come Re dei Re e Signore dei Signori. Signore, ti preghiamo stasera. Se qualcuno è ancora lì titubato, sta vedendo quello che sta succedendo intorno a sé e la Chiesa, ma non è ancora protagonista. Sta vedendo ma non sta vivendo. Ti preghiamo che tutti noi che siamo qua presenti, io per primo, Signore, possiamo essere partecipi e protagonisti del tuo regno qui su questi luoghi dove tu ci hai messo in questi tempi, per vedere la tua gloria e il bene di quanti ci stanno vicino. Vogliamo decidere a questa sera di seguirti. Quello che costa, ma hai già pagato tu, Signore. Vogliamo darti la nostra vita. Non serve un'alzata di mano, serve la sincerità del cuore, che tu onori più di ogni altra cosa. Aiuta la tua Chiesa, aiuta ognuno di noi. Tu possa essere la cosa più importante della nostra vita. Cercare il tuo regno e la tua giustizia ogni giorno per vedere la tua gloria intorno a noi. Grazie per la tua presenza. Grazie del tuo bene. Grazie delle nostre scelte guidate dalla tua parola. Nel nome di Gesù. Amen. Grazie. Grazie. Nel nome di Gesù. Grazie. Amen. Cari, accomodatevi. Vedete che non sono stato di parola. Insomma, siete sopravvissuti. Davide, raccogliamo le perle. Grazie. Signore Padre Santo, ti vogliamo ringraziare per questi momenti, Padre Santo, per la dolcezza della tua presenza, Padre Santo. Ti vogliamo ringraziare del tuo amore, Signore. Abbiamo così bisogno, Signore, di respirare la tua presenza, del tuo amore, Padre Santo, e di avere quella pace, quella grande pace che sopravanza ogni comprensione, ogni intelligenza umana, Padre Santo. E ora, Signore, Padre Santo, ti prego di accettare questo nostro gesto, Padre Santo, di compartecipazione, Padre Santo, di dimostrazione, Padre Santo, per l'avanzamento del tuo regno. Noi ti ringraziamo, Padre, grazie, perché con noi, Padre Santo, non ti sei risparmiato, Padre Santo, ci hai dato tutto, Padre Santo, e tuo figliolo Gesù, Signore, Padre Santo, alleluia, Signore Gesù.
Amen. Amen. Alleluia. Mentre raccogliamo l'offerta, alcuni annunci, poi faremo anche un canto. Allora, lunedì non c'è nulla, martedì abbiamo lo studio biblico, stiamo parlando della nostra eredità e venerdì avremo la riunione di preghiera. Sabato, per chi, se sarà del tempo, per chi ha desiderio e può, siamo alle Cascatelle su a Casteltesino, il solito posto dove andiamo, e avremo una giornata insieme per chi può venire, chi vuole venire il pomeriggio, chi solo la mattina. C'è possibilità di cucinare la carne alla brace, di stare insieme una bella giornata, sempre che ci sia il sole, perché altrimenti se tutto il tempo non faremo. E poi domenica avremo con noi il fratello Michael Agrey, pastore della chiesa di Tiene, sarà qua con noi. Quindi dobbiamo pregare già fin d'ora che siano desiosi di lui per benedire le anime nostre. A Castelfranco, sì, domenica pomeriggio, perché al mattino va il culto a Tiene. Allora, quale canto avete preoccupato? Preparato? Ci alziamo in piedi, dai, alleluia. Dobbiamo poi concludere. Qual è? Davide? Non può suonare con una mano sola. Grazie Davide. Davide. 992 proviamo. 992, dai. Qual è? Siamo al poco. Da uno che conosciamo. Pensavo Non lo conosciamo, poi andiamo a casa e non sappiamo cosa abbiamo cantato. L'800? 800, bellissimo. Non l'abbiamo mai cantato qua. Ma adesso vicino lo pensavo. Alleluia. Gloria a Dio. Sarebbe da cantarlo stile Poggiale, ma siccome l'età non è proprio, sapete come si canta il Poggiale? Che c'è una frase che cantano le sorelline, una frase che cantano i maschietti. Allora, c'è come il pistolino, quando cantano le sorelline in piedi i maschietti seduti, poi quando cantano i maschietti su, però alla nostra età è meglio che cantiamo tutti insieme. 880, con tutto il cuore. Alleluia. Fratello, diciamo per te, puoi venire a fare una preghiera. Vieni. Alleluia. Di ringraziamento al Signore per la sua benevolenza. Grazie Signore. Grazie Signore. Signore, grazie Signore. Grazie perché possiamo dire che siamo stati con te questa sera, Signore. Grazie per la tua presenza e grazie per la meravigliosa tua presenza, Signore. Grazie per la tua parola, Signore, che ci ha incoraggiati ancora
a cercare il tuo regno, a cercare la tua faccia, Signore. Grazie perché non siamo soli, Signore, veramente, ma il tuo amore viene con noi. Grazie. Grazie, veramente. Grazie per questa Chiesa, Signore. Voglia tu continuare a benedirla, Signore, portarla avanti secondo la tua volontà. Grazie. Alleluia, che il tuo regno sia completo, Signore. Noi ti ringraziamo, Padre. Conducici ora alle nostre case, Signore, nel nome di Gesù. Amen. Grazie. Signore ci benedica, cari. Ci vediamo in settimana. Pace.